Vai. Alessandro Piroldi, sorridente perché avete vinto una gara difficilissima ma anche importantissima. L'Idolo arrivava da 10 risultati utili, si è confermata un ottimo avversario, però anche il CUS ha confermato l'ultimo momento e avete blindato questo terzo posto, perlomeno l'avete fortificato. Sì, era una partita molto difficile, l'Idolo è una squadra molto organizzata, un bell'organico, li conosco essendo un ex, è stata una bella partita, tosta, maschia, falli, non falli, però alla fine Corretta. esatto, corretta, siamo contenti, alla fine l'abbiamo portata a casa con il famoso cortomuso, come dicono tanti, però sì, una bella gara, siamo contenti e continuiamo così. Ecco, ci è piaciuto più il primo tempo del CUS che non il secondo, è dovuto a che cosa? Alla reazione dell'Idolo, al fatto che stesse spingendo per trovare il pareggio, un po' di vento che ispirava alle spalle degli Ogliastrini. Allora no, capita spesso comunque nelle partite che ci siano momenti dove diciamo si ha la supremazia e momenti dove diciamo si cala un attimo, ci si abbassa e noi siamo bravi da questo punto di vista comunque a difenderci bene, a compattarci e a tenere la porta sguarnita perché alla fine i risultati dicono questo, naturalmente tocchiamo ferro. Certo, magari nel primo tempo c'è stato anche il momento in cui potevate colpire per la seconda volta. È vero, e infatti questo sono dettagli che dobbiamo migliorare da questo punto di vista, perché comunque abbiamo un po' di difficoltà nel concretizzare le azioni da reti, però ci sta, alla fine sono situazioni che nel campo ci sono sempre in tutte le squadre. Certo. Senti, hai toccato un punto di questa gara che è stata una gara combattuta con correttezza. Questo spirito ogliastrino si è visto negli avversari. Tu sei ogliastrino, lo metti con la tua squadra. Che conosci tanti, sono stati i tuoi ex compagni, ve le siete dati, ma ogni volta la mano e la pacca. Sì, allora questo è stato un anno particolare perché poi ho affrontato Tortolì, Lanusei e Idolo che sono tre mie ex squadre. Certo. E comunque allora questo aspetto dell'ogliastrino, ovvero la grinta, non mollare me, è un bel biglietto da visita, ok? E oggi si è visto da una parte e anche dall'altra, anche da parte dei cagliaritani, non solo da parte mia. Assolutamente sì, anche perché il CUS ha in mano un grande risultato, adesso è terzo nei playoff, è il massimo che sta toccando questo club. Ve lo sentite questo aspetto importante, no? Potete fare... Allora, siamo tranquilli, pensiamo partita dopo partita e vediamo che succede, però non abbiamo chissà quella pressione, magari qualche altra squadra ne ha sicuramente di più, però siamo tranquilli, siamo sereni, pensiamo partita dopo partita, Certo. come detto, e per ora i risultati stanno andando bene. Avete giocato nel campo della Ferrini, quindi terreno in sintetico, perché da voi, come ha spiegato anche il tuo mister, è impossibile giocare. Nelle superfici veloci siete tecnici e vi esaltano. Esatto, diciamo che c'è un po' di rammarico per il fattore del campo perché comunque il nostro campo è davvero in situazioni disastrose, quindi abbiamo forzato un po' con la società per trovare un'altra locazione dove giocare, alla fine c'è Questa stata data scelta vi la... ha premiato. Esatto. Senti, quindi vi allenate e giocate in erba naturale. Oggi in sintetico e domenica farete terra battuta con la Gialetta. Sì, non conta, poi alla fine il campo conta e non conta, ok? Bello. È relativo, poi se ci metti cuore, se ci metti grinta, qualità, poi i risultati arrivano, che sia a terra, che sia sintetico, che sia una erba naturale. Grazie Alessandro, ti rinnoviamo i complimenti a te e a tutta la squadra. Grazie a voi, arrivederci.